150 giorni dopo il lockdown, a Vo è stato organizzato un concerto che è stato l'occasione di incontro fra Andrea Crisanti e i cittadini. Gli abitanti hanno voluto così tributare il loro omaggio al luminare dell'Università di Padova, divenuto famoso nel mondo per le sue scelte come la creazione della zona rossa a Vo per studiare il virus e contenere l'epidemia. Alessia Piovesan. Un bambino esitante, c'era avuto 3-4 anni, che proprio non voleva donare il sangue. E il padre gli ha detto fallo per l'Italia. Ecco, io ho questo ricordo dentro di me e per me è stato... Il bimbo che ancora fa commuovere Andrea Crisanti, scienziato simbolo della lotta al coronavirus, è stato uno dei 2800 abitanti di Vo Euganeo sottoposti a tamponi e a test sierologici, un paese del Padovano diventato laboratorio per il mondo. Qui la prima vittima italiana del Covid-19, Adriano Trevisan. Si riparte grazie ad un concerto 100 voci per Vo del Movi Chorus, primo incontro di piazza dopo mesi di dolore. La fiducia nata tra il luminare dell'Università di Padova e i cittadini si sente. Loro lo premiano, assieme al sindaco Giuliano Martini, per le sue scelte difficili ma necessarie, come l'isolamento totale per salvare vite ma anche per studiare il virus. È nato così il modello Vo, finito ora su Nature. Questi focolai vengono identificati, vengono controllati e eliminati grazie all'esperienza che abbiamo accumulato qui a Vo. Musica e luci sul municipio ricordano che la vita ricomincia grazie ai tanti sanitari, volontari, studiosi che ancora combattono contro il Covid. Partendo da Vo, il Veneto e l'Italia hanno dimostrato il loro volto migliore di questa emergenza.